L'arte del funaiolo è quanto mai difficile. Occorre infatti saper scegliere la pelle adatta e di essa le parti che daranno una fune più consistente. Una volta scartata la parte esterna che viene utilizzata per le riparazioni di altre funi, si procede al taglio della pelle. Questa, prima di essere lavorata, è stata messa ad essiccare per qualche mese e quindi, per ammorbidirla, viene bagnata e lasciata in un locale umido. Da una pelle si possono ricavare da 6 a 30 metri di fune. Le pelli maggiormente utilizzate sono quelle di vitello. Una volta tagliata, la pelle viene livellata mediante il ferro a croce. Si toglie il pelume con un apposito coltello in senso obliquo che taglia contropelo ma a filo di pelo. Si gira in senso orario e antiorario per permettere alla pelle di divenire più flessibile, il tutto per circa 2 ore. Dopo si procede alla estrazione. Si ritorna sul ferro a croce a livellare la pelle ancora calda. Da ogni anima si fa un gomitolo, il quale viene utilizzato dal funaiolo a tendere la corda durante la lavorazione. Con 5 gomitoli si procede all'intreccio di una fune.